Grazie, je parlerai en italien, mais je vous dis que la relation est partagée en trois sections. La première, c'est le contexte des canti corsi di Tommaseo. La seconde partie est dédiée à la recherche de Dante, mais je dois suivre Tommaseo comme Dante Virgilio. Et après, j'ai beaucoup de questions que je voudrais que je me pose, que je me posais à la fin de mon travail et que je voudrais partager avec vous, parce que je pense que les réponses à les questions, ils sont des réponses collectives, les fruits de la recherche collective. Merci pour la patience et pour mon français terrible. Quando ho commentato i canti corsi mi sono chiesta subito quanto Dante veramente era presente in questi componimenti, cioè nella parte di tradizione che Tommaseo offre all'interno del suo prosimetro. Questa è l'edizione del 41. I canti corsi escono dopo i canti toscani e questa è l'edizione moderna dei canti. Qui avete il piano dell'opera. Quando parlavo di contesto volevo dire proprio questo, e cioè che in realtà il mondo dei canti sperimentato e pubblicato da Tommaseo è un mondo fatto di 5 opere diverse. Ci sono i canti corsi che abbiamo visto e che sono il secondo volume della quadrilogia, i primi sono i canti toscani, e i terzi sono i canti greci e i quarti gli illirici. C'è stata un'inversione nella pubblicazione rispetto al piano dell'opera. Ma prima di tutto, e mentre Tommaseo scrive, insomma, sistema tutti i suoi dati dentro i canti corsi e i canti toscani prima, penserà all'introduzione della sua intera opera, che sono le scintille, che sono state pubblicate con commento relativamente recentemente, come primo passo relativo alla completa riedizione di tutto questo complesso di opere che sono all'insegna sostanzialmente della mediterraneità. Quindi scintille funziona un po' come una grossa introduzione dove Tommaseo spiega anche l'intenzione, se si vuole politica, fra virgolette, perché non è politica in senso stretto operativo, ma una politica di interpretazione sull'idea di nazione, l'idea di popolo, l'idea di trasmissione culturale. E poi susseguono i canti, la pubblicazione dei vari canti, e si chiude nel 42. Una cosa importante da dire è che il tipo di tessitura del testo che Tommaseo sceglie per scintille, per i canti corsi e in parte per i canti illirici è il prosimetro. Quindi mentre nei canti greci e nei canti toscani soprattutto abbiamo una divisione per tipologia di canti, e Tommaseo è ben presente, non è che si nasconde troppo, non è il tipo che si nasconde, è ben presente tutta la sua posizione, ma è anche vero che la scelta del prosimetro per quanto riguarda l'introduzione, le scintille, è comprensibile, perché deve, come dire, anche antologizzare varie opere anche altrui per spiegare la sua posizione
nei confronti di questo mondo, che in fondo è un mondo mediterraneo, come rileva bene Bruni, si tratta effettivamente di un'idea di Mediterraneo che passa attraverso le popolazioni, a parte la questione della Toscana che potremmo discutere, ma comunque attraverso le popolazioni che possono non avere una nazione, ma che sono nazione di spirito, e che hanno in comune non solo la tipologia dei canti, ma anche le usanze, per esempio le usanze funebri, che affondano giù, come lui fa rilevare, nel profondo della cultura mediterranea. Ecco, la scelta del prosimetro nel caso dei canti corsi è una scelta voluta per fare che cosa? La narrazione della Corsica. Ci sono i canti popolari dentro, ma è la Corsica così come la vede Tommaseo in questa epoca pre-risorgimentale e in questo momento di esilio durante il quale gli rappresenta anche un mondo appartato che lui ama, perché secondo anche le sue teorie linguistiche del neotoscanismo è chiaro che quello che si trova nelle aree marginali non è corrotto come nelle città, e quindi è una lingua che è più significativa. Ops. Allora, entriamo nel merito più stretto, Tommaseo e Dante. Prima di parlare appunto di Dante nei canti corsi, bisogna parlare minimamente della relazione fra Tommaseo e Dante. Sappiamo, la faccio veramente breve, che Tommaseo comincia a leggere Dante a 9 anni, precocemente traduce un canto del Conte Ugolino e poi lo pubblicherà anche quando sarà ben più che adulto. Quindi Tommaseo dice in tanti luoghi che il suo faro, fra i tanti fari, uno dei suoi fari principali è Dante, sul quale lavora, e lavora con moltissimi contributi. Ma a noi ora in questo momento, dal punto di vista puramente funzionale, ci interessa che Tommaseo abbia per l'appunto nel 1837 pubblicato il suo commento alla commedia di Dante Alighieri. Quindi pubblicherà di nuovo nel 1954 i ragionamenti e note, in realtà è lo stesso testo rivisto, naturalmente ampliato, e poi nel 65, e ancora nel 65 pubblicherà nuovi studi su Dante, sono una raccolta di sue critiche, riflessioni, approfondimenti sull'opera dantesca in generale. Recentemente abbiamo nel 2004 il commento della commedia a cura di Valerio Marucci, fra i commenti danteschi dell'edizione nazionale. Altra cosa che ci interessa sono un po', diciamo, i fatti suoi di Tommaseo. Dov'era Tommaseo quando aveva appena, quando in realtà ancora licenziava in qualche modo la prima pubblicazione del commento alla commedia? Era in Corsica, era venuto nel 1834. Era partito per l'esilio del 1834 ed era andato in Francia, prima a Parigi, poi in Provenza, e a un certo punto desidera tornare sotto cielo italiano, così chiama il cielo di Corsica, perché dice quello di Provenza è vicino a quello italiano, ma quello di Corsica è italiano. In realtà voleva parlare della vicinanza con la Toscana, con tutto ciò che gli comportava di favorevole anche dal punto di vista degli scambi di libri e pubblicazioni, eccetera. E si sposta in Corsica in due momenti diversi, dall'11 agosto del 38 al 28 maggio del 39, e ritorna da luglio a settembre. Sta per lo più a Bastia, mentre nel secondo parte del suo esilio corso andrà ad Ajaccio, a Bagni di Vico, visiterà il Niolo e poi ritornerà comunque verso Bastia. Questo il contesto, quindi abbiamo appena alle spalle, mentre lui lavora per raccogliere i canti corsi, ha alle spalle la Divina Commedia, perché continuerà a lavorarci. Lavorare sulla Divina Commedia ancora lo sappiamo perché esiste
la prima Divina Commedia col commento di Tommaseo, che era sua, che è interfogliata di appunti che subito lui all'uscita della commedia prepara via via per una futura nuova edizione. Ecco, in questi interfogli ci sono parole corse. È come se io partissi da una via diversa dai canti, ma in realtà non è così, poi ai canti arrivo. Quindi cosa è successo in Tommaseo in questo periodo, dalla prima commento alla commedia a anche quello successivo? È successo che ha avuto un contatto diretto con il corso durante l'esilio. Allora, intanto durante tutto l'esilio continua a ripetere Dante a memoria, infatti anche nei canti corsi cita, dovunque Tommaseo fa errori nel citare dei versi di Dante, ma perché li cita a memoria e quindi non è fedele nemmeno a quella che è stata l'edizione di testo che ha scelto, perché lavora in una maniera così, come dire, fidandosi della sua grande memoria, perché sempre ripete questi canti passeggiando e così via, anche passeggiando per le vie di Bastia. E a questo punto il contatto diretto, da un lato, con queste letture di ogni tipo, tutto quello che serve a fare il prosimetro, perché dietro al prosimetro ci sono tanti corsi che lo aiutano, ma soprattutto c'è anche tanta lettura di ogni tipo di testo, anche perché tra l'altro Tommaseo, mentre prepara i canti corsi, sta già lavorando alle lettere di Pasquale Paoli, che saranno pubblicate nel 45, un paio d'anni, 3 anni dopo. Quindi è tutto un periodo in cui si dedica alla Corsica. Il testo interfogliato della commedia è del 37, la commedia pubblicata nel 54 ha l'aggiunta di note, sono 8 casi di parole corse che Tommaseo inserisce nella commedia dell'edizione successiva, la seconda, dove scrive vive in Corsica. Una certa parola ne dà il significato e dice vive in Corsica. Questo per Tommaseo, questo vive, è importante perché è una formula che lui userà nei canti toscani per dire vive in Toscana e nel diczionario, dove dirà che una certa parola vive a Lucca, vive in Corsica, vive in Lucchesia o nella Toscana in generale. Questo vuol dire il contatto con la lingua del popolo, perché queste che lui va cercando anche nei recessi del mantenimento di memoria di lingua antica o di lingua accreditabile anche come moderna, perché se una parola è viva posso eventualmente utilizzarla. Nel dizionario Tommaseo si comporta allo stesso modo e allora noi troviamo e vediamo, scusate, ops, sono andata fuori, fase, scusate, eccola, ce l'ho fatta. Dunque, devo tornare un momento indietro. Chiedo scusa. È proprio durante, quindi questo percorso che va dal contatto con questa lingua che non conosce, cioè quel corso, e che attraversa, non solo la Corsica, attraversa fino all'ultimo la memoria di Tommaseo, ne scrive per tutta la vita. È un rapporto viscerale che matura con l'isola, con gli isolani e con la sua cultura, ma matura l'idea di una presenza dell'italiano antico in Corsica. Allora, noi vediamo che ci sono nei canti corsi 56 riferimenti a Dante, che
accreditano la lingua corsa all'interno di un quadro in cui l'italiano di Dante, in generale l'italiano trecentesco, sono una forma di rendere il corso più accreditato all'interno di un quadro italiano, ma non perché si pensasse che non lo fosse, ma sono le prime scoperte, è la prima scoperta, e quindi si vuole in qualche modo, cioè ci si vede subito qualche cosa che richiama al mondo dell'italiano antico, dunque a Dante. L'attenzione è soprattutto al lessico, ma non mancano anche questioni di grammatica, cioè fenomeni grammaticali che Tommaseo, non mi sto a elencare, ma che Tommaseo via via trova e dice si trova qui ma si trova anche in Dante, e quindi questo continuo vedere un'arcaicità in qualche modo che l'isola presenta in modo abbastanza cospicuo, se pensiamo che Boccaccio e Petrarca non sono praticamente quasi mai citati. Però dobbiamo fare un confronto con i canti toscani, i canti greci, i canti lirici e il dizionario. Allora, i canti toscani hanno 100 riferimenti a Dante, pareva più che ovvio, i canti greci 58, i canti lirici 29, il dizionario in 38 casi, se togliamo tutto il rumore, cioè ogni volta in cui c'è scritto Corsica ma si sta trattando di una citazione o di un fenomeno, non so, le rocce che ci sono in Corsica, e quindi ovviamente troviamo la parola, ma uno spoglio attento mostra 38 casi in cui si nomina la Corsica come lingua che sta a livello, come lingua che sta a livello del resto di ciò che è testimoniato, e quel che è testimoniato come testimonianze scritte quasi sempre parte da Dante, quindi ritorna e c'è questa, come dire, questo continuo rimandare verso la testualità nel senso della lingua dei canti che lui ha antologizzato. Lo stesso è chiaro che con i canti toscani il gioco era ancora più facile, sicuramente, perché nei canti greci e nei canti lirici, perché ci aspetteremo zero Dante. Invece questo avviene perché, essendo Tommaseo un grande cultore ma anche un grande amante della Divina Commedia, Dante diventa per lui una fonte per la traduzione dei canti greci e dei canti lirici, e quindi ci sono i richiami e lui stesso dice uso questo perché è quello che più si avvicina a questa parola greca, o uso questo perché esprime il sentimento che questo verso illirico vuole trasmetterci. Quindi è chiaro che è una presenza costante, quindi il modus operandi è differente. Prima di arrivare alle mie conclusioni, che arriveranno velocemente, vorrei far vedere uno dei casi rari in cui il Tommaseo a testo nomina Dante, cioè nella parte del prosimetro che è la sua prosa nella quale incastona i canti corsi. E abbiamo veduto, perché quando dice abbiamo veduto vuol dire che ha trovato nei canti la parola crianza conforme al criare del Petrarca e di Dante, e io ci intesi ad alto, per dire più in su, che è del Boccaccio, e altrove il dantesco soglio della porta, e Venea che suonava al Venesse del Leone di Francia, e Punga per Pugna, e Ammentare, e Minugia, e tanti altri efficacissimi, serbatisi in isola come in rifugio di forza ed eleganza, figliuole gemelle alle intendente semplicità. E qui esorta a fare un dizionario dei dialetti corsi, che poi sarà ripresa questa idea da Falcucci molto più tardi, ma ringrazia, cioè nomina tutti quelli che ha già ringraziato nel corso del prosimetro per avergli fornito testi, cioè canti. E vediamo parole
quasi sempre l'inferno, fra l'altro, ma Minugia Budella entra nei canti corsi, cioè è nei canti corsi, è commentato col verso dantesco, entra nella commedia del 54 e finisce nel dizionario. Sospetto per paura, dai canti corsi va soltanto nella commedia, non viene inserito nel dizionario. Voce per discorso, che qui non vedete perché non l'ha nominata, ma andando alle assise al tribunale, qui a due passi, Tommaseo assisteva alle assise e quindi ascoltava testimoni e sente un giovane che usa la parola voce nel commentare, voce per discorso, cioè dire una voce, e quindi immediatamente pensa alla commedia e lo inserisce nella commedia del 54 dicendo: in Corsica vive ancora. Lazzo per Acerbo è dantesco, non lo trova nei canti, il che vuol dire che lui il corso lo sente anche con l'orecchio, non solamente leggendo i canti, perché ne ascolta ma soprattutto ne legge, e questo va nella commedia e poi finisce nel dizionario. Quindi abbiamo tutti questi percorsi, è lui che sceglie quale corso può entrare a formare eventualmente la lingua italiana. Tant'è vero che per quanto riguarda Muffolo, la voce Mufflone commenta con Muffolo e dice è più bella la parola corsa, poi invece se si va a studiare si vede la parola muffolo è un falso, un adattamento che viene come dire, veicolato da letterati corsi nell'arco dell'Ottocento, quindi qualche errore lo troviamo. Ecco, quindi questi sono un po' questa è un po' la situazione. Allora, in questa situazione come faccio io, come facciamo a dire c'è Dante nei testi? Allora io ora che compio sempre il medesimo errore, quindi non so in quale girone dovrei essere messa, ecco un esempio che ci aiuta in qualche modo a capire quello che ho detto ora e poi le conclusioni vere e proprie. Capivano trova Tommaseo, questo per far vedere un meccanismo particolare, che non è la parola è in Dante, la parola non c'è Capivano in Dante. Allora Tommaseo nei canti corsi trova Capivana al femminile, che vuol dire civetta, nel senso ragazza leggera, È cattivissimo questo vocero, perché è chiaro quello che si augura a questa donna. Mi scuso prima mi sono scusata per il francese, ora mi scuso per il corso. Si conosce all'occhiatura, lo leggo all'italiana, che l'est è una capivana, la manderemo in Livorno che la faccia la Tommaseo è pudico, ma lo capiamo bene. Però cosa aveva trovato in un altro canto? O caro della sorella, fratello mio pegno amato, l'umio cervo pivi bruno, dal capello nero, dal capello scuro. Questi composti in corso meravigliano tutti, hanno meravigliato Tommaseo e hanno meravigliato anche Bottiglioni a distanza di tanti anni. Ce ne sono tantissimi. Piace a Tommaseo il tipo di composizione, perché la vede come una composizione possibile anche per l'italiano. E quindi dice nel dizionario Capivano, persona di Capovano, più che leggero, in un canto di Corsica, di Landamonti, dialetto dei più interni, una donna per grave ingiuria è detta Capivana, voce composta alla greca e potente. E viene fuori la potenza, che ci ritorniamo sulla potenza. Questa è la nota di Tommaseo con la mia nota di servizio, perché in realtà dice Tommaseo non dice mai dove si trova la cosa di Dante che nomina, lei dice Dante, dice basta, e quindi lo dobbiamo trovare. Bianco vestita di Dante. Allora Capivano, Pilibruno gli rammentano bianco vestita di Dante. Allora e quindi quello è il verso che ben conoscete del Purgatorio, uno dei pochi casi in cui si ha il Purgatorio e non l'inferno, e il richiamo a Dante a proposito di vestir bruna, che non è un composto uguale, ma è anche nei canti toscani. È come dire, dalla Toscana alla Corsica, arriva in Corsica e trova la formazione
che fa per lui, che è quella più vicina a Dante, anche se la composizione è fatta, si potrebbe analizzare, ma il problema è che per lui è bella, potente e ce ne possiamo servire. Per concludere dunque, allora, il corso è un deposito di toscanità antica, per lo più dantesca. Cosa ha creato questo? Ha creato le basi, a volte diventate un po' fragili nel tempo, di un corso che è totalmente assimilabile al toscano antico. Quindi, da questo momento è da Tommaseo, dalle posizioni di Tommaseo viste non in senso estetico, di possibilità di contributo alla lingua, ma viste in maniera proiettiva, cioè se dice questo posso cercare di più, e questo cercare di più è stato l'innesto di un lungo percorso della linguistica che è cominciato con Falcucci sostanzialmente, è proseguito con Rawls, con Gerhard Rawls, che spingerà il confronto del corso non verso i dialetti marginali della Toscana, e successivamente Bottiglioni e il suo Atlante, che si imposta sulla possibilità di raccordare e tutti gli studi della scuola di Bottiglioni come Coco e così via. Quindi in qualche modo il corso dantesco visto da Tommaseo dantesco entra e apre una strada che poi sarà anche molto conflittuale sulle ricerche in Corsica. L'altro elemento è il contributo lessicale che il corso può dare all'italiano. Qui alla base c'è una specie di fraintendimento che è l'identità fra corso e italiano. Questa identità è un'identità che è vista per certi comuni sentire, per certe usanze, per certo modo dell'essere dei corsi, che ben si ravvicina a quello italiano, ma c'è alla base l'idea, quando dice è il più potente dialetto d'Italia, il corso, è chiaro che è una posizione che oggi non potremmo comprendere, ma è compresa all'interno di un'idea di identità generale in cui nel Mediterraneo gli elementi si raccostano e si legano. Anche questo ha creato una serie di problemi in un certo periodo storico, ma passiamo sopra. Ma in realtà è una questione di immagini, è una questione di immagini, di estetica. Il Tommaseo vede nei canti corsi un elemento importante che è la potenza dell'espressione. Attraverso la potenza dell'espressione, il passo verso Dante, se c'è una parola, una sola parola che ricorda l'italiano antico, ricorda Dante, ecco che è già fatto. È un elemento scatenante il trovare la parola di Dante, poi gli servirà per dire questa parola c'è e la possiamo usare anche in italiano, ma è quello un altro discorso. È la potenza dell'espressione, la sfumatura di significato delle singole parole, anche o dell'intero verso, che lui trova. E qui viene fuori Tommaseo del dizionario estetico, che valuta i canti in questa prospettiva. Quindi uno si domanda inevitabilmente, ma di mestiere, se uno fa il linguista, va a cercare i testi. Allora, quando abbiamo letto quello che ci ha presupposto Kesic, e trovavamo Dante a ogni momento, ma sapevamo anche da Kesic stesso qual era la formazione di chi improvvisava. Quando abbiamo sentito parlare ieri Andrea Simone, che ci ha fatto vedere un percorso intero, vasto, ho avuto il piacere di leggere la sua tesi di dottorato, quindi so che ha detto un esimo di ciò che avrebbe potuto raccontarci. Ecco, quando ho visto anche lui stesso, sottolinea gli elementi che effettivamente sono danteschi. Ecco, io non l'ho trovati nei canti corsi.
Tommaseo mi ha portato da Dante, ma mi ha portato per una via traversa, non era la via principale. Allora, casi come questo, e ce ne sono altri, nei canti toscani, bisognerebbe avere la lingua sciolta e veramente un bel beato, bisognerebbe avere lingua latina. Commedia al duolo aveva lingua sciolta. Qui il richiamo non è come per Capivana, è un richiamo più stretto, più testuale. La vostra bocca una viola pare quando la lingua scioglie il bel parlare, e qui quando è la via il bel parlare sciolto. C'è l'eco dantesco che è pochi casi, ma Tommaseo ci può portare su questa strada. Allora, prima di farci due o tre domande per chiudere, ecco un altro caso che mi ha suscitato interesse. Hanno tomba Ghisipulu, hanno ammazzato Giuseppuccio, il piccolo Giuseppe, il caro Giuseppe, poi affettiva la forma. Questo canto, questo vocero in morte del figlio, è un vocero abbastanza italiano, come vedete. Non è solo il fatto ortografico che ci richiama all'italiano, perché ci sono canti che tentano un'ortografia del corso. Questo è in italiano, cioè ci ravvisiamo una italianizzazione perlomeno. Io quando ho letto tutto questo e mi sono trovata di fronte non solo al Sommo Bene, al Sommo Iddio e così via, questo è uno dei pochi canti dove non si chiede vendetta ma si dà perdono, che Tommaseo naturalmente di fronte a questo è sensibilissimo e quindi mette questo canto, Sommo Bene, Sommo Iddio, dice la madre invoca, perché si rivolgono anche al morto, chi vocera si rivolge al morto, si rivolge al figlio morto e dice: rispondi alla tua mamma che vendicarti brama. E rispose dicendo: madre cortese, perdonate queste offese, io perdono tutto il mondo, anche chi mi fa morire. Bene, Tommaseo cita immediatamente cortese, senso antico amorevole, tanto lontano da corte, Dante, maestro cortese nell'inferno, Crescenzio, la cortesia di Gesù. Ma forse quando leggiamo questi canti non dobbiamo andare a vedere un po' di altre cose, madrigali, preghiere, perché l'andamento madre cortese è ricorsivo almeno dal 600 in poi nei madrigali, quindi forse abbiamo tante strade ancora. Tommaseo ci ha lasciato parecchio da fare e quindi, detto questo, prima di ringraziarvi, un altro paio di domande e poi chiudo. Le mie domande sono: Dante, cioè la mia idea in questo momento è: Dante sta nei canti corsi perché Tommaseo lo vede e lo vede nella potenza delle immagini. A volte c'è un'assonanza che è ideale, Dante non c'entra niente, è un sentimento, è una sfumatura, perché per il resto sono singole parole, quindi via libera per tutti i confronti con la toscana, l'italiano antico, eccetera. Dall'altro abbiamo altre strade da vedere, ma Dante quanto ha circolato? Quanto dicevo a Andrea Simone l'altro giorno, la Vandetti era ascoltata, da chi era ascoltata? Chi ascoltava il bel canto? Perché anche questa è una fonte di italiano in qualche modo. E poi, oltre a questo, che ruolo hanno avuto i cosiddetti lucchesi? Tommaseo non se ne dimentica dei lucchesi, cioè gli immigrati temporanei, stagionali, che nell'innesto dell'ottava, perché io non più di 2 anni fa un immigrato relativamente recente per salutarmi ha creato un'ottava per me sola, siccome è delle mie montagne, nel mio dialetto.
dopodiché è passato a fare un'altra ottava in corso. Quindi che ruolo ha avuto? E se c'è tutta questa conoscenza di Dante in Toscana, che ruolo possono aver avuto gli immigrati che comunque si sono acclimatati profondamente e anche culturalmente? Insomma, i chiama e rispondi è come le battaglie dell'ottava rima che abbiamo in Toscana e che io da bambina ho sentito. Allora, ecco che si apre ancora, secondo me, un'altra strada. Se non si trova Dante davvero, perché posso aver cercato male, nei canti corsi, e la suggestione di Tommaseo è stata quella che vi ho detto, non è probabile che a questa data non ci fosse un vero rinforzo e che venga dopo, col contatto con gli italiani, che comincia, quello stabile comincia verso nella seconda metà dell'Ottocento, e poi queste raccolte di materiali sono altamente filtrate, ma con questo chiudo. Un'azione molto molto bella, susciterà senz'altro interventi e anche risposte alle domande che da ultimo Annalisa proponeva. Io mi permetto di fare una sottolineatura di sfondo che era già pienamente illustrata dalla serie di immagini dei 5 volumi pubblicati per iniziativa principalmente del caro collega Francesco Bruni, a cui Annalisa, come avete visto, ha costituito. Qui ospiti un po' della cattedra Paul Valéry, che è associata allo spirito mediterraneo. È difficile trovare un'opera che esprima e interpreti questo spirito meglio dell'insieme di opere di Tommaseo, che abbraccia la Grecia, la Croazia o Dalmazia, la Corsica e la Toscana. E qui passo al secondo punto che ha toccato già Annalisa, quello della Toscana, perché giustamente la Corsica, l'Illiria e la Grecia sono popoli e lingue senza patria. Ma cos'è? Penso che meglio di tutti lo sappia questa Annalisa, che rende la Toscana così speciale. Non tanto il fatto che ci fosse magari un caso, peraltro, ma esattamente l'idea di continuità, le questioni discusse stamani, tra la letteratura famosa delle tre corone, che per tanta Italia rimarrà lontana, e invece la vita viva dei montanini della montagna pistoiese, dei contadini, e quindi la Toscana è una piccola patria che abbia una sua sfera politica, una specialità. Però ecco, qui si tocca, direi, un punto importante che io lancio alla discussione. Mi permetto, davanti alla segretaria dell'Accademia della Crusca, di fare un paragone un po' ardito, ma non so se l'avevi già in testa, anche te. 1837-1827. L'avevi in testa già anche te, ovviamente, perché Manzoni, appena pubblicato il romanzo dei Promessi Sposi, con un successo straordinario che gli avrebbe consentito di fare cosa che poteva fare il signore nel suo bel palazzo. No, viene a Firenze, si colloca, anche se per breve periodo, nel Lung'Arno e, usiamo pure l'espressione vulgata, sciacqua i panni in anno senza stare a vedere il perché e il perché. Ora, quel che ha fatto Tommaseo, in parte è simile. Cioè, quando ci dice Annalisa l'edizione del commento sua personale interfoliata, vuol dire che questo risciacquare i panni nella restonica, non so dove, gli crea subito una tensione positiva e sente il bisogno, in un'opera che pensa già di ampliare, di collocarci con un posto privilegiato l'apporto delle cose. E qui è chiuso. Venga un punto anche politico importante, che politico-culturale, che con Françoise e tante amici e amiche si scopriva. Certo, tu hai già detto, l'ipotesi di politica linguistica corso uguale toscano è un'ipotesi comprensibile in un certo quadro, ma non certo proponibile. Ma l'idea di una Corsica che è capace di dare un apporto alto a momenti alti della
l'educazione linguistica toscana in Italia. Questa è un'idea molto molto forte rispetto alla rottura che col fascismo, con la seconda guerra mondiale, c'è stata, e con la barriera rispetto a un'italianità vista un'invasione, come è capitata anche a Malta, in qualche modo il fascismo e il nazionalismo, il direttivo fascista ha portato a perdere la Corsica e a perdere anche Malta. Però la chiave che Annalisa ci ha dato credo che ci dia degli attori importanti per ampliare il discorso. Françoise, che ne dici? Non, les questions, merci beaucoup Annalise, parce que l'intérêt de cette rencontre, c'est justement de poser les questions, de reposer les questions autrement et de nous demander ce à côté de toi nous sommes passés et à côté de toi il est passé à nous. Donc là, moi je trouve que ces questions sont vraiment essentielles. Ce qui me paraît moi, vraiment, ce qui me frappe le plus, c'est la parole à potente. Cette importance, cette insistance de Tommaseo sur la parole à potente, qui vraiment, je crois, est la clé de tout. Parce que la parole à potente, c'est proprement ce qui définit la poésie. Et donc, c'est pas dans son temps. C'est vrai, ça remonte vraiment à l'origine de la poésie. Et la parole à potente, on la trouve aussi chez Valérie. Valérie nous parle de la parole puissante. C'est vraiment ce qui définit la force de Dante. Parce que c'est la force de la poésie d'Homère, parce que c'est la force de la poésie d'Orphée. Et la parole puissante, c'est quelque chose qui renvoie à une fonction chamanique, archaïque, non seulement de la poésie mais du langage, qui est d'agir sur le réel. Et là, Tommaseo, il se situe vraiment dans cette tradition qu'il retrouve en Corse. Et s'ils insistent tous sur le caractère archaïque à la fois de la langue et de la tradition, et encore aujourd'hui cet archaïsme existe encore, pas pour longtemps, mais tant qu'il existe encore, il faut essayer au moins de le révéler, sinon de le sauver, parce qu'il n'y a plus rien à sauver. En tout cas, merci beaucoup Annalise pour la clarté de ta lecture et de ce que tu montres. Qui veut la parole? Qui veut le micro? Vorrei, prima di avere altre domande, precisare due cose in relazione alle mie spalle, in relazione a quello che ha detto Fabrizio e in relazione a quello che ha detto Françoise. Per quanto riguarda il problema della Toscana è questo sostanzialmente. Ora io normalmente non si fa così, ma insomma queste cose le ho scritte da qualche parte e quindi non vorrei ripetermi, mi fa fatto piacere che Fabrizio l'abbia fatto, e anche sul problema della strumentalizzazione del Tommaseo durante il fascismo e così via. Ma la cosa invece che riguarda il fattore politico è proprio il fatto che come entità la Corsica è effettivamente quello che ha detto Fabrizio come contributo, ma la Corsica per Tommaseo, ci sono altri passi lì, ma non solo lì, in un affetto, in altre opere e così via, in cui la Corsica si deve tenere da nazione. Tenersi da nazione vuol dire non necessariamente essere indipendenti dalla Francia, ma mantenere l'identità, che è un'identità fatta di tradizione e di lingua. Finché ancora in Corsica si canterà o si scriverà in italiano, che poi si sa che i canti in italiano non sono, ma finché ci sarà, tanto c'è un'identità tra corso e italiano, quindi finché ci sarà fedeltà a tutto questo e alle tradizioni, la Corsica si mantiene nazione, perché dice Tommaseo, ci sono dei popoli che sono dentro delle nazioni e delle nazioni che sono di per sé nazioni anche se sono dentro un'altra nazione. Quindi la Corsica lui la isola in qualche maniera. Ecco, il discorso politico va in questa direzione per finire una cosa a cui ha accennato Fabrizio. Quanto invece al discorso della potenza e al discorso di una continuità arcadica, no? Io credo che questo si veda soprattutto nelle nanne, perché io mi concentro sempre sui voceri, perché
sono drammatici, mentre nelle poche nanne di cui abbiamo lì già fatto un falso in mezzo, ma lì si vede effettivamente l'elegia, tanto che Tommaseo lì non ce ne parla minimamente di Dante, comincia a parlare di Ovidio, comincia a parlare dei classici latini, quindi perché vede questa diversa continuità. Allora io mi sono domandata, qui però se mi faccio le domande non finiamo più, mi sono domandata la composizione delle nanne, che è esclusivamente femminile, che ha pure un canone, ma anche un andamento, mi perdoni chi sa di musica, io sono totalmente ignorante, ma l'andamento della nanna ha anche dei contenuti, la nanna alla fine, che devono essere di un certo tipo, mentre il vocero è disperato, è straziante, e quindi la forza delle parole, ecco di nuovo la potenza, va più verso l'inferno, perché non si perdona, perché si dice come sono cattivi quelli che hanno ucciso, che cosa hanno fatto, ecco, e quindi c'è effettivamente questa continuità, no? Però nelle nanne la vedo di più, ecco. Oui, alors merci beaucoup, professeur Sanesi. Surtout peut-être parce que j'ai l'habitude de me poser la question sur comment l'Italie peut aider la Corse, mais dans le cas de Tommaseo, il y a un peu l'envers. Donc comment la Corse peut aider l'Italie, ça c'est intéressant. Mais en fait, il y a qu'une remarque que je voulais dire à Madame Graziani. Est-ce que vous pouvez montrer une autre fois la dernière page où il y avait un automne à Jésus? Et pour ceux qui ont travaillé au projet Calliope, à la canzonetta corse, il y a vraiment une formule qui se répète, et donc que j'avais vu, mais bien évidemment Françoise Graziani a déjà vu, il giorno di Sant'Andrea, festa del proprio paese, qui revient dans toutes les versions, si je ne me trompe pas, dans les lamento di Sette Galere. Donc c'est juste une remarque, que c'est une formule bien évidemment qui revient, qui est présente dans des compositions de différentes origines aussi. Donc c'est juste une remarque. En lisant, j'avais noté. Grazie per me, ma soprattutto grazie per chi continuerà questo lavoro, uno è lei Ragni, perché c'è veramente tanto da fare. Non, parce qu'en fait, ce qui paraît évident avec cette similitude, ce sont exactement les mêmes vers, mais qui sont adaptés. Parce que le Lamento des Sette Galères raconte un naufrage historique qui s'est passé dans un village dont Saint-André est le protecteur. Et le naufrage a lieu le jour de la Saint-André, vraiment. Donc ça, c'est un événement historique, c'est une coïncidence. Mais ça veut dire que le poète qui a composé le Lamento, on ne sait pas quand, mais probablement, vraisemblablement au XVIIIe siècle, le naufrage étant daté de 1693. Donc ce Lamento dit exactement ça, que c'était le jour de Saint-André que le naufrage a lieu. Giorno di Sant'Andrea, festa del proprio paese, ce qui correspond à une réalité. Ici, on est vraisemblablement après le naufrage. Ça voudrait dire que c'est devenu formulaire et que ça fonctionne comme une formule. Et ça veut dire aussi que les traditions populaires corses, très certainement, sont des centons, des collages de citations, ce qu'on soupçonnait, ce qu'on constate. Mais évidemment, ce sont des choses qui seront très difficiles à démontrer, parce qu'il faut que nous soyons capables d'identifier les sources. Mais et Dante fonctionne sans doute de la même façon, par citation, par morceau, par citation fragmentaire, de façon formulaire.